Sì, li aspettiamo e ben volentieri, per mille motivi, perché non vediamo l'ora di far rinascere lo sport in città. Noi a Vittorio Veneto abbiamo sempre premiato molto lo sport e poterlo fare con ATL Etica con il grado di sicurezza sanitaria raggiunto dalla buona organizzazione di ATL Etica è una soddisfazione, è una cosa che ci piace che sia stata fatta ben 2 volte con l'evento di domenica e contiamo anche di continuare così, magari supportati anche da un miglioramento sanitario generale, ma anche proprio per la volontà nostra di contrastarne gli effetti. Prima i complimenti per l'iniziativa, per il meeting dedicato a Ivo Merdo di ATL Atletica Vittorio Veneto, grande iniziativa all'interno della quale c'è la bellissima azione dell'USL locale che dà la disponibilità di effettuare i tamponi rapidi per tutti quelli che ne necessitano in questa manifestazione. Stiamo parlando come CONI regionale Veneto con la Regione Veneto per avere questo tipo di servizio per tutto il Veneto, per tutte le manifestazioni dei vari livelli che si faranno. Siamo a buon punto, abbiamo avuto assicurazioni che sarà un servizio erogato per tutto lo sport del Veneto dalla Regione Veneto e siamo molto soddisfatti. A un anno di distanza dal meeting nazionale ATL Etica dopo il lockdown, siamo ormai prossimi al 6 giugno in cui abbiamo la manifestazione internazionale ATL Etica, un meeting che ci sta molto a cuore perché rappresenta la continuità di quello che è il nostro scopo societario e quello di portare, diciamo, l'atletica in tutto il mondo. Ci saranno atleti di rilevanza, di questo ve ne ha parlato appunto il nostro direttore tecnico Andrea De Lazzari. C'è una grande organizzazione dietro, io ringrazio tutti i nostri atleti, tutte le nostre famiglie che stanno dando un grosso contributo alla buona riuscita di questa manifestazione e vi aspetto tutti domenica 6 giugno al meeting. È una bellissima kermesse. ATL Etica già l'anno scorso in piena lockdown ha proposto questa gara internazionale che oggi si ripropone in una bellissima cornice a Vittorio Veneto. Molti atleti si contenderanno nelle competizioni sportive e questo è un segno di voglia di ripartire soprattutto dallo sport che è salute, è vita e anche turismo.